Ciao a tutti, sono Ernestina della Cortelluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Avete mai sentito parlare della carbonaia? Restate qui che parleremo di un'antica tradizione del Bellunese, più precisamente di Zoppè di Cadore. Abbiamo un ospite speciale che continua con una lunga tradizione. Lui è un appassionato della carbonaia, direttore del Museo Etnografico di Zoppè di Cadore, il Poiat, e lato presidente dei Carbonai, anche rappresentante italiano del direttivo europeo dei Carbonai. Benvenuto Zeno Tagui, ho detto Sì, bene, eh? quasi perfetto. Ah, stupendo! Grazie mille per essere oggi qui con noi, è un piacere averti qui sulla nostra trasmissione. Come stai? Grazie, sto molto bene, anche se i tempi sono un po' sospetti qui con questi virus in giro, però fino adesso, insomma, grazie. Ti capisco, ti capisco. Zano, così i nostri ascoltatori che ci seguono su Radio AVM, Voce delle Dolomiti, in tutto il mondo, ti conoscono. Perché non ti presenti? Ma cercherò di farlo nel modo migliore che mi viene. Mi chiamo Zeno Sagui, sono di un'annata molto forte, 1954, sono nato in Germania e questo mi ha dato la possibilità naturalmente di crescere parlando due lingue, sia l'italiano che il tedesco, anche se le scuole poi le ho frequentate in Italia. Prima ho fatto le mie scuole come tutti, poi c'era il problema del militare, quegli anni lì, non ho fatto tutti gli esami all'università e quindi ho dovuto fare il militare. Finito il militare è stata richiesta la mia presenza in Germania perché come tutti, anche noi siamo emigranti, la nostra famiglia dal 1894, il mio nonno era già qui in Germania con la gelateria e quindi ho volontariamente abbandonato gli studi, anche per amore, e sono venuto in Germania a fare il gelataio. Ho fatto con passione, mi è piaciuto tantissimo, finché i figli un giorno che hanno studiato come me in Italia hanno deciso di non proseguire la strada del gelato, quindi hanno deciso di rimanere in Italia. Allora ho detto: cosa faccio qui da solo? Io e mia moglie abbiamo deciso, Anna Maria, che è Pampanin, anche lei di Zoppè di Cadore, abbiamo deciso di ritornare in Italia. Ma essendo una persona un po' estrosa, non sono capace di stare fermo con le mani in mano e sono entrato nel consiglio comunale, ho fatto 15 anni il consigliere comunale, dopodiché sono segretario dell'Unione dei Ladini da tantissimi anni, da più di 25 anni a Zoppè di Cadore. Mi piace la storia e quindi con l'aiuto di tanti su a Zoppè abbiamo finalmente nel 2003 ho rimesso in piedi il Museo Etnografico di Zoppè di Cadore. Da lì per adesso ancora sono il presidente perché siamo in pochi a farlo, quindi uno lo deve fare per forza. E di conseguenza, strada facendo, abbiamo conosciuto questa magnifica opportunità e un lavoro molto interessante che è quello dei Carbonai, che naturalmente ci porta molto 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 indietro, ma forse è una delle ragioni per cui è nato anche Zoppè di Cadore. Quindi dava da lavorare a molti e finito quello, chiaramente, come voi tutti sapete, nelle Dolomiti, specialmente nella nostra valle del Cadore e dello Zoldano, abbiamo poi fatto le valigie, siamo andati in Germania con il gelato e questo ha salvato l'economia di tante di queste persone. Questo è un po' quello che ho fatto. Bravissimo, ti faccio sinceri complimenti perché hai fatto un sacco di cose. Sei un appassionato anche del carbone e di questa antica tradizione. Ci puoi raccontare un po' com'è nata? Allora, a dire la verità, è nata in un modo un po' strano, perché nel 2003, quando abbiamo riaperto, ci siamo voluti a tutti i costi fare il Museo Zoppè di Cadore, pur avendo perso un contributo europeo molto significativo, ci siamo rimboccati le maniche e ce lo siamo fatto. E qui devo dire che la maggior parte della gente di Zoppè di Cadore ha collaborato e sta collaborando ancora. E chiaramente il museo era o è impregnato sulla carbonaia. Questa carbonaia ha dato da vivere alla gente di Zoppè e quindi abbiamo fatto un video di cui te ne parlerò più avanti magari,
un DVD che è stato presentato al Festival del cortometraggio. Purtroppo era 3 minuti più lungo di quello che si poteva, quindi non ha potuto partecipare ufficialmente. Detto questo, tra una birra e un gelato, in Germania cosa si parla? Ma noi facciamo il carbone, ma anche noi, ma anche su Azoppè fanno il carbone, ma come mai? E una parola tira l'altra, ed ecco che nel 2006 vengono in Italia dei carbonai tedeschi, amici, clienti dei fratelli Bortolot. Il nostro caro Fausto Bortolot anche, sì. Dei fratelli Bortolot. Creiamo un'amicizia e rifacciamo noi di nuovo una carbonaia. Devo dire che c'è stata una parentesi però prima. Nel 1980, 79-80, il professor Bortolot Maria Donato, professore d'arte, e l'architetto Simonetti, oggi sindaco di Zoppè, avevano già fatto una carbonaia con i figli dell'ultimo carbonaio di Zoppè. Lo scopo era naturalmente, probabilmente un altro, era quello di parlare di arte, e quindi era morta lì. Ma dal 2006 la cosa si infittisce, e quindi parliamo con gli amici tedeschi, carbonai, che loro lo fanno di mestiere, perché devo dire che in Germania, Svizzera e Austria ci sono famiglie che ancora tutt'oggi vivono di questo mestiere e lo fanno molto bene, tra cui ci sono delle donne che sono favolose, sono delle maestre carbonaie fantastiche e lo fanno professionalmente. Bene, qui cominciamo. Nel 2006 rifacciamo questa carbonaia, capiamo che il lavoro è molto difficile, è molto lungo, noi non saremmo stati in grado di farlo. Però una scintilla è scoppiata, ha detto no, andiamo avanti, no? E quindi partecipiamo ad altri incontri, torniamo in Germania, beviamo altre birre insieme, finché ci invitano nel 2009, ci invitano a Rostock. Rostock è un porto di mare del nord della Germania, ex Germania dell'Est, e lì, forse un po' arzilli, no? Contenti di qualche birra in più, vai avanti tu che parli tedesco, dai, proponiamoci anche noi, no? E così, insomma, propongo Zoppè di Cadore come incontro europeo del 2011. I nostri antagonisti erano gli svizzeri, ma non so come mai, forse perché avevamo bevuto più noi degli svizzeri, non lo so, votano Zoppè di Cadore. Nel 2011 tutti contenti che venivano a Zoppè di Cadore, e noi eravamo ignari di quello che ci aspettava, perché lì a Rostock erano 130 persone più o meno che avevano partecipato. Noi abbiamo detto, queste persone qui le possiamo gestire in qualche modo. Bene, arriva il 2011, arriva la primavera, dopo aver preparato un po' tutto, un programma e tutto quanto, ad aprile comincio a fare il conteggio, iscritti 258 carbonai da 7 paesi europei: Polonia, Germania, Olanda, Francia, Austria, Svizzera e Italia. Quindi ho detto, io qua devo bloccare tutto, perché dove li mettiamo a Zoppè di Cadore, che fa 200 abitanti, Zoppè di Cadore, dove ne abbiamo 258, insomma, eravamo un po' preoccupati. Sta di fatto che l'organizzazione, dovuta un po' al buon mestiere che abbiamo imparato noi di Zoppè, perché io dico sempre che noi abbiamo qualcosa in più degli altri, perché il nostro pelmo, che è il Caregon del Padre Eterno, ci dà una forza non indifferente. E quando il Signore ha creato il mondo, si è seduto sul Caregon del Padre Eterno e ha messo il compasso, lo ha messo proprio a Zoppè, e poi ha fatto il cerchio. Ecco perché Zoppè c'è tutta questa energia positiva. Sono nati tanti artisti, pittori, no? Poeti, abbiamo avuto i grandi maestri gelatai, abbiamo avuto carbonai, abbiamo avuto di tutto, quindi sappiamo stare con le persone, sappiamo dialogare con le persone, siamo un popolo accogliente, e quindi tirati sulle maniche facciamo quello che sappiamo fare. Abbiamo accolto ed è stato un successo enorme, e devo dire che anche Gesù ha guardato giù, perché ci ha concesso 3 giorni di tempo bellissimo. La gente è ancora oggi innamorata di Zoppè di Cadore per quell'avvenimento lì.
Ed ecco qui, e da lì è cominciata la storia di questa carbonaia, ma abbiamo capito che questa associazione, che è l'EKV, no? Europäische Köhlerverein. Okay. Io vi racconto Questo... mentre ceno per i nostri ascoltatori che ci seguono solo sulla radio, non stanno guardando. Hai un bellissimo non stanno guardando. Okay. No, tranquillo, fallo vedere, ma ci racconti un po'. Ha il colore azzurro, vedo. È il colore azzurro con tutte le stelle europee attorno. All'interno c'è una carbonaia con del fumo che sale, no? Su uno sfondo grigio, e la sigla EKV, che vuol dire Europäische Köhlerverband, l'Unione dei Carbonai Europei. Stupendo. Okay. Puoi far vedere nuovamente lo stemma, così lo guardiamo? Certo. Ecco, bellissimo, ecco, perfetto. Ok. Stupendo. E lì, prima di andare avanti, no, mi piacerebbe se puoi raccontare bene cos'è una carbonaia, perché forse tutti i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo non sanno o non ricordano bene cos'è propriamente una carbonaia. Allora, la carbonaia a cosa serviva? È nata innanzitutto per fare del carbone vegetale. Il carbone vegetale serviva per i forni, per lavorare i metalli, anche perché il potere calorico del carbone vegetale era molto più alto che fare della brace e poi lavorarci sopra. E quindi veniva adoperato per quello. Noi dobbiamo pensare che nel 1500, quando Venezia è stata costruita, tutti i lavori, tutte le Dolomiti, tutto il Veneto ha lavorato per Venezia. Quindi praticamente serviva il carbone, servivano le miniere, quindi le miniere di metallo, c'era del ferro, non era chissà che qualità, però c'era del ferro e venivano fatti i chiodi. Tanto è che in Val di Zoldo c'è il museo del chiodo e, tanto per dire un aneddoto, in Germania hanno chiesto 2 chiodi a noi del museo, li hanno battuti finché sono diventati roventi e con questi 2 chiodi hanno acceso una carbonaia vicino a Francoforte. Wow. Allora, la carbonaia serviva per questo, serviva per fare del carbone che veniva adoperato nelle fucine, ok? E tutto andava a Venezia, andava a Longarone c'era le zattere, tutto veniva montato sulle zattere e scendeva giù tutto a Venezia. E questo qui è stato un lavoro che è stato fatto per anni e anni finché Venezia ha richiesto questo tipo di lavoro, queste cose. Ma noi nel nostro piccolo Azoppè di Cadore, che facciamo parte dell'enclave del Cadore, della magnifica comunità del Cadore, che è una piccola parte che la diocesi ancora di Aquileia, il vescovo di Aquileia, a forza di dai, ha dato la possibilità di essere, autonomi, aveva delle regole ben precise. Tanto è che abbiamo avuto anche dei problemi di vicinato con Zoldo perché non potevamo commerciare con tutti liberamente. Tanto è che è intervenuto il forno di Borca di Cadore e ha detto: cari carbonai di Zoppè, state tranquilli che se non riuscite a vendere il vostro carbone o non lo potete vendere a Zoldo e così via, ha detto: ve lo compriamo tutto noi. E pensa che questo era circa nel 1500, già lavoravano sulle calamite al forno di Borca. Quindi era un'attività molto molto avanti, insomma, no? E quindi conosciuta e redditizia, molto redditizia, tanto è che abbiamo trovato dei documenti che la gente aveva potuto comprare o pagare dei debiti con il carbone. No. O addirittura comprato anche dei fienili o parte di fienili. Quindi voleva dire che aveva un valore economico molto importante questo, no? Quasi una moneta, se mi permetti, o sbaglio? Certo. Era valore moneta, no? Una moneta nera, una moneta di carbone. Moneta nera. Ecco, quindi e questo ha dato la possibilità di sopravvivere, no, alla gente. È chiaro che è un lavoro molto faticoso perché si va nel bosco normalmente, come la stagione, mi riferisco anche al gelato, come la stagione, anche qui c'è la stagione, no? Il carbonaio comincia a fare la stagione il 1° di maggio e la finisce a settembre. Addirittura c'erano dei carbonai, che nel Cansiglio, nel bosco del Cansiglio, in direzione Venezia,
Loro lo facevano come lavoro itinerante, andavano dove venivano chiamati, andavano ad insegnare e a fare il carbone altrove. Quindi il carbone si faceva un po' ovunque, ok? Poi ognuno aveva la sua legna, perché per fare un buon carbone si dice che serve il legno, il faggio e il leccio, cosa che da noi a Zoppè ormai non c'è quasi più, perché l'hanno bruciato tutto, l'hanno bruciato quella volta. Adesso il bosco è fatto di abeti, di pini. In altre parti hanno più legno da foglia, quindi lo fanno con la foglia. Quindi ci sono varie possibilità poi di fare il carbone. Ma come dicevo, non è più redditizio, al più che tu non abbia un impianto molto grande e lo fai professionalmente, quindi fai cataste di legna di 30 metri cubi di legna e la fai bruciare, quindi la vendi ai supermercati come fanno in Svizzera, come fanno in Germania, come fanno in Austria. Noi lo facciamo soltanto come rievocazione, lo facciamo come per far capire che è una parte staccata del nostro museo che vive all'aperto, okay? Per far capire le tradizioni che non vanno perse. Perché per quanto se ne dica e si racconti, finché non si vede, non si tocca con mano, uno non si rende conto di quanto lavoro c'è. E c'era, perché immaginiamo che oggi lo facciamo con la motosega, tagliamo la legna, no? E una volta lo facevano tutto a mano, quindi immagina tu. Sì. E quindi è una cosa veramente di un'altra epoca, no? E questo lo si capisce solo se si vede o se si fa. Però, ripeto, questa associazione europea, che come ti dicevo è nata nel 1996 a Sosa, ex Germania dell'Est, ha creato un ambito, era un ambito fertile, perché c'è la gente appassionata di questo, perché dietro il lavoro del carbonaio c'è tanto altro in più che noi abbiamo perso e non conosciamo più. Come ti dicevo prima, nel porto di Rostock abbiamo visto barili di pece ed è chiaro che una nave non poteva andare via senza pece a bordo, perché se aveva delle falle dovevano chiuderle con le corde, la pece serviva. Ma da dove veniva la pece? La pece ha un procedimento simile a quello della carbonaia. Viene fatto con alberi cosiddetti grassi, perché hanno dentro la resina, hanno un forno, sempre una cupola. Dentro questa cupola c'è un'anima interna dove si mette la legna con la resina, si scalda, si cuoce tutto attorno e cola sotto, cola tutto la pece. E questa pece andava a finire nei barili e poi seguiva le navi. Cosa che abbiamo tentato di scoprire anche a Venezia, perché come dico, non poteva una nave salpare senza avere dei barili di pece dietro. Però sembra che per adesso a Venezia non ci sia o l'interesse o non sappiano dove avevano questi forni, e ci devono essere. Uno dei più grandi forni scoperti sono stati scoperti in Baviera, vicino a Monaco, tra Monaco e Rottenburg, e lì c'era questo forno enorme, ma era stato coperto nel tempo. Figurati che questa storia è bellissima, perché un cacciatore segue una volpe e la volpe si ferma su questo cucuzzolo. Perché? Perché stava lì a graffiare e mangiava qualche cosa. Allora ha detto, ma strano, ha detto sto cacciatore, non fa una volpe così stupida che si ferma. E allora aspetta, la volpe va via e lui va lì a vedere. E la volpe cosa faceva? Aveva trovato, sapeva che c'era del carbone e stava mangiando il carbone. Perché? Perché aveva problemi di stomaco. Ed ecco una delle cose a cui serve il carbone. Sì, sì. Okay? Le pastiglie di carbone che vendono nella farmacia, sicuramente saranno anche da voi, sì, servono perché hanno un fiore di stomaco e tutte queste cose. Ma è carbone vegetale. E lì hanno scoperto un forno enorme, perché poi la pece veniva fuori. Questo liquido serviva poi per ungere i carri, serviva anche per quando venivi punto da insetti, no? Quindi serviva a tante cose. E come dicevo, questa associazione qui così, che è stata riconosciuta nel 2003 dall'UNESCO, anzi proprio viene riconosciuta come associazione per il patrimonio culturale immateriale.
e addirittura da qui poi si parte con tutto un iter burocratico. Nel 2011 ecco che in Austria viene riconosciuta questa associazione, nel 2012 in Slovenia e nel 2014 in Germania. Tra le altre cose, noi come rappresentanti di Zoppé siamo andati al Parlamento europeo a Bruxelles per proporre questa cosa qui, ed era proprio il 2011, appena finito il nostro grande incontro europeo. Okay? E da lì scopriamo che di dietro ci sono studiosi, c'è gente che studia questo. Tra l'altro abbiamo avuto anche contatto con l'Università di Parma, in quanto volevano venire a fare dei carotaggi sulla cosiddetta IAL. La IAL non è altro che il luogo dove veniva costruita la carbonaia, perché la carbonaia veniva costruita possibilmente sempre sul stesso posto. Perché? Perché avevano trovato un habitat ideale, in quanto era protetto, c'era l'acqua, perché ci serviva anche l'acqua, perché in caso di incendio bisognava spegnere, e quindi veniva ricreata lì. E hanno scoperto che facendo dei carotaggi sotto e adoperando la terra mescolata con il residuo della carbonaia, è un fertilizzante eccezionale. Ma che stupendo! Difatti, cioè, no, è se moneta nera, figurati, bene per la salute, ci riscaldava, era praticamente, non dico quasi perfetto il carbone, ma interessantissimo. Era un oro nero, l'oro nero. Sì, oro nero. Continua, Esatto. Dai, no, ma sono veramente... E quindi, difatti noi diciamo sempre, no? Gli ho detto, se vuoi fare invidia al vicino, quando metti i gerani nel vaso in primavera, mettici sotto nella terra, mescola un po' di carbonella, no? Vegetale, naturale, no? Attenzione. E quindi il vicino ti chiederà, ma dove hai comprato tu i gerani? Ma non sono i gerani, è il fertilizzante che... Non dirvi che quello è il segreto di questi bellissimi gerani, che sono la cartolina postale più rinomata, almeno da qui in Argentina, che vediamo, ma impazziti, no? Quelle... Ma non ti credo, stupendo, grazie per condividere questo segreto con tutti i nostri ascoltatori che ci seguono su Radio VM, Voce delle Dolomiti. Ecco, vedi? Quindi c'è qualcosa di nuovo, no? Si impara sempre. E poi cos'è che ti devo dire ancora? Guarda, ho scoperto questa parola. Ecco, un'altra cosa. Sì. Figurati che i nostri colleghi amici francesi dell'Alsazia fanno ogni 2 anni due carbonaie enormi per 2 farmacie. Se volete scoprire cosa fanno di buono queste farmacie col carbone vegetale, vi aspetto prossima settimana nella seconda puntata dello speciale dedicato alla carbonaia, e continueremo a scoprire insieme a Zeno altri fatti molto interessanti. Intanto io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici, e come dice il nostro motto, vicino e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.